Bene, bravi, bravi. Grazie. Guardate che bravi sti papà, veramente, da applaudire. Così ambiziosi, quindi un grazie a tutti i genitori che ci hanno regalato questa meraviglia e grazie ai bambini naturalmente. Brave mamme, bravi papà. E calco il divertimento, anche quest'anno un bellissimo carnevale, tantissima gente, Lorena. Anche il sindaco si diverte. Ah, signor sindaco, è troppo pulito per i miei gusti. Io ho già preso 7-8 quintali, come mai? Hanno paura, eh? Eccolo là! Bravo Guido Zaghetta! Ci voleva, eh sì, giusto, giusto. Carlo, non potevi, Sono integrato col carnevale. E allora, arriva il gruppo Penserunda con un carro incredibile che si chiama il Castello Stregato. Ecco allora le magnifiche streghe del gruppo Penserunda che aprono la strada al carro il Castello Stregato di Corbanese. State attenti grandi e piccini, loro sono ben conosciute per inquinare gli spiriti potenti. La storica leggenda del castello di Corbanese continua a perversare per le strade della Marca Trevigiana e non solo. La storia narra di una strega malvagia e delle sue comari che hanno imprigionato il ragazzo più bello di Corbanese